14 e 15 gennaio, giorni nei quali verranno definite le misure anti-Covid da inserire nel nuovo DPCM, date scelte dall'Associazione Veneto Imprese Unite per due manifestazioni che prendono vita dopo una lettera inviata a tutte le prefetture del Veneto chiedendo spiegazioni sui provvedimenti che riguardano la fascia gialla, in particolare la possibilità per i pubblici esercizi di tenere aperto, ma solo a pranzo. Se è sicuro stare aperti a pranzo, perché non è sicuro stare aperti a cena, e quindi chiediamo l'evidenza scientifica al governo. E inoltre abbiamo anche ovviamente chiesto degli indennizi che vadano a coprire il calo di fatturato del 2020. Si inizia giovedì con un presidio sotto le prefetture di Treviso, Padova, Vicenza e Belluno. L'indomani invece nel capoluogo della Marca flash mob che simulerà un'apertura dimostrativa dei locali. Venerdì sera i locali saranno con le luci accese, con la musica accesa, al suo interno però faremo avere solamente il nostro staff perché non vogliamo andare contro la salute pubblica, non vogliamo mettere a rischio nessuno, quindi non andremo ad aprire al pubblico. Facciamo vedere quanto i locali aperti alla sera siano comunque importanti anche per la collettività perché danno sicurezza. Dal sindaco Mario Conte arriva però agli organizzatori un appello. Pur capendole, l'invito che faccio è quello di rispettare le regole. Da Penso Aiello la rassicurazione, la nostra associazione ha a cuore la salvaguardia della salute che ci ha sempre accompagnati, spiega nelle manifestazioni organizzate in questi mesi. Non sarà proprio adesso che andremo a rovinare la nostra immagine con azioni sconsiderate come alcune di quelle che si leggono sui social e che completamente non c'entrano con noi.